Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi non ci ritroviamo all'interno di un vero e proprio gameplay, bensì all'interno di una serie di videogiochi attualmente sotto osservazione all'interno di uno dei raduni videoludici più frizzanti ed esclusivi al mondo. Stiamo parlando dell'E3 2012, il quale ha preso sotto osservazione titoli imponenti che prenderanno piede all'interno dell'anno corrente e successivo. Per quanto riguarda il genere action, Ubisoft ci teletrasporta all'interno di un'epoca storica ben precisa e dinamica, aderente al lontano 1764, nella quale un nativo americano che risponde al nome di Connor inizierà a spaziare all'interno della vecchia New Orleans collegata direttamente a scenari ostili e ardui da affrontare al di fuori del contesto urbano, come il deserto messicano. Connor riuscirà a raggirare un determinato ambiente urbano per agire all'interno di un paesaggio decorato da pendii, scogliere ed alberi, dove il personaggio si ritroverà a suo agio e riuscirà a sfruttare i componenti naturalistici a suo vantaggio contro eventuali nemici. Il sistema di animazione conferisce al giocatore una partecipazione attiva all'azione effettuata dal personaggio, il quale prenderà confidenza con il paesaggio e risponderà istintivamente a qualsiasi evento che la natura rigetterà su di lui. Sarà in grado di scontrarsi durante l'avventura contro una serie di animali selvatici, come orsi o lupi, i quali metteranno in difficoltà il giocatore cercando di far nascere un vero e proprio senso di sfida direttamente al giocatore. Avremo la possibilità di scoprire l'oscuro cammino di Connor all'inizio dell'autunno del 2012. Spostandosi su un articolo più adatto al genere strategico simulativo che action, è possibile osservare i ragazzi della Maxis con il loro nuovo operato, attualmente in sviluppo, ovvero SimCity, uscita prevista nel febbraio 2013. Coinvolgerà lo stesso giocatore ad elaborare la propria cittadina in un contesto più spazioso dei precedenti, basandosi su un collegamento costante con il mondo online. Ciò influenzerà l'andamento della cittadina commerciando e condividendo risorse che influenzeranno il contesto nel bene o nel male. Tutti i giocatori in SimCity avranno la possibilità di interagire con il mercato globale, una sorta di luogo dove le risorse sono comprate e vendute. Si presterà più attenzione alla personalizzazione dei cittadini che andranno ad abitare e a mutare le città secondo le loro aspettative ed aspirazioni. Oltre al denaro extra, le ricompense per il completamento delle missioni includono nuovi moduli edifici, ovvero potenziamenti concreti che andranno a migliorare l'assetto qualitativo e produttivo degli edifici stessi. Per quanto riguarda un genere action relativo all'epoca moderna, Ubisoft scrive un altro capitolo del copione della vita di Sam Fisher, dando vita ad un nuovo ed appassionante capitolo, ambientato all'interno di un'epoca moderna, con un atteggiamento molto più agile e veloce di quanto non sia mai stato prima. Il protagonista riuscirà ad analizzare l'ambiente circostante osservando le posizioni nemiche, attraverso eventuali ostacoli. Il titolo è ambientato al confine di Iran e Iraq e verrà presentata un'azione del tutto corposa seguita da una furtività tipica della serie. Il giocatore verrà indotto ad una partecipazione attiva al titolo tramite l'utilizzo di un Kinect comando vocale, tramite il quale il giocatore potrà attirare un eventuale nemico per farlo fuori nel luogo e nella maniera che preferisce, con delle semplici esclamazioni. Al titolo non mancherà una modalità multiplayer definita da uno scontro diretto tra mercenari e spie, seguita direttamente da una modalità cooperativa. Il tutto vedrà la luce nella primavera 2013.